sono 772.767, sono 10.669 in più, quindi abbiamo processato 10.669 tamponi. Vi ricordo che la processazione dei tamponi avviene in 14 microbiologie del Veneto. Il laboratorio di riferimento, che è il primo laboratorio nazionale, è quello di Padova, che fa circa 2/5 dei tamponi del Veneto. I 3/5 li fanno gli altri 13 laboratori. Il numero dei positivi è 19.194, più 3. Peraltro una paziente ce l'ha anche la dottoressa Cattelan, poi vi diremo, perché si è aperto un fronte delle badanti, nel senso che abbiamo un furgoncino che è arrivato, ne abbiamo intercettata una di queste signore e dobbiamo rintracciare le altre. Dopo la dottoressa Cattelan vi dirà, magari se qualcuno magari chiede anche la badante che è in casa, se magari era in quel furgoncino, magari facciamo anche come se fosse una chiamata di popolo, perché poi di mezzo ci sono degli anziani e che sono persone fragili rispetto al coronavirus. Le persone in isolamento sono 878, più 20. E voi dite perché? Cosa sta accadendo? Che sono andati a un matrimonio a Bologna. Abbiamo dovuto mettere in isolamento un nucleo familiare allargato perché in quel matrimonio abbiamo avuto notizie dall'Emilia Romagna che c'era un positivo. E quindi abbiamo 20 ignari veneti che sono in isolamento fiduciario, non sono positivi, e semplicemente perché hanno partecipato al matrimonio, perché se non ho capito male la sposa era veneta. Sì, è vero, no? E quindi facciamo gli auguri a questi 20 commensali che gli è andato male il matrimonio. Prego? Sì, a Bologna. Scusate. I ricoverati oggi fanno numero tondo, sono 300, sono meno 5, dei quali 66 positivi, quindi sostanzialmente si sono negativizzati 234 persone, quindi 366 positivi. Le terapie intensive sono 15, il numero è invariato, vi confermo sempre 0 Covid nelle terapie intensive. I dimessi sono 3.464 più 5, i morti 1.961, il numero è invariato rispetto a ieri, quindi la giornata a deceduti 0 oggi, cioè le 24 ore, e così vale per i 1.405 dell'ospedale. I nati sono 100, anche un bel numero perché oggi ci sono tanti nati, 100. Bene, detto questo, 2 o 3 notizie prima di passare la parola al nostro ospite. Primo, bella notizia di Vo, il Presidente mi aveva informato ovviamente, e voi sapete che sto portando avanti anche il tema di un'onorificenza e quindi di un riconoscimento ufficiale di peso. Il Presidente mi ha dato la totale disponibilità, mi aveva informato prima che uscisse il comunicato stampa di questa decisione, e direi che è una bella decisione perché andremo a Vo a inaugurare l'anno scolastico, ci sarà ovviamente l'ospite d'onore, sarà il Presidente della Repubblica, e poi ci saranno i bimbi, gli insegnanti, la cittadinanza, e quindi penso che sia un bel riconoscimento per quello che è stata la storia sanitaria, epidemiologica del Veneto, ed è un riconoscimento, è una forma di ringraziamento elevata anche nei confronti dei sanitari, di tutti coloro che hanno lavorato. Insomma, Vo è diventato un po' il paese simbolo perché è stato il primo paese della quarantena, hanno avuto il primo morto in Italia, vi ricordo che è il signor Trevisan di Vo, vi ricordo che Vo ha avuto la quarantena il 23 febbraio, se non ricordo male, il 21 abbiamo avuto i primi 2 positivi, dopo 2 giorni abbiamo firmato l'ordinanza per la quarantena. Vo è la realtà dei primi 3.000 tamponi che io ho disposto sui cittadini, Vo è la realtà dello studio storico, degli altri tamponi, del sierologico, insomma di tutto quello che sapete meglio di me. Quindi bella notizia, bel riconoscimento per Vo e lasciatemelo dire anche per il Veneto.
che si aggiunge all'altra dichiarazione di qualche giorno fa del Presidente a favore dell'autonomia delle regioni, per cui penso che la direzione sia segnata. Vi ricordo che abbiamo finanziato, l'assessore Lanzarini ha portato la delibera, scusate, per il finanziamento di 90 ulteriori borse di studio per 9 milioni e 7. Quindi abbiamo le borse di studio e anche questo è un bel segnale, no? Siccome faremo il corso di laurea in medicina e chirurgia, 90 borse di studio 9 milioni e 7 ci costano. E siccome faremo il corso di laurea in medicina e chirurgia a Treviso, volenti o nolenti noi lo facciamo, e quindi invito tutti a iscriversi perché abbiamo 60 posti, li dobbiamo saturare. Vi ricordo che abbiamo già 8 riparti clinicizzati, che abbiamo già i primi 2 anni di corso attivati e che abbiamo un ospedale con 1000 posti letto che lo stiamo ultimando, o meglio stiamo realizzando, ma sarà ultimato nel giro di 8-10 mesi. In tutto questo contesto aggiungiamo anche le 90 borse di studio per gli specializzandi ed è un'ulteriore dimostrazione di quello che si può fare, insomma, come squadra veneta a sostegno di quello che sono appunto le specialità. E sulle borse, sul corso di laurea in medicina e chirurgia stiamo lavorando. La deadline, la data ultima, voi lo sapete, è rappresentata dal 16 di giugno, però io spero che col governo, ne ho parlato con il ministro Gualtieri, ho parlato con il ministro Speranza e con il ministro Boccia, col governo questa partita la si chiuda in maniera, come si può dire, pacifica, senza dover andare in Corte Costituzionale e quindi spendere soldi di avvocati e, come si può dire, farci venire il mal di fegato, perché su una roba così direi che proprio non è il caso di andare avanti. Non aggiungerei altro perché vorrei lasciare la parola alla dottoressa Cattelan. La dottoressa Cattelan è primario delle malattie infettive dell'azienda ospedaliera. Allora, se dovessimo immaginare uno scenario di guerra, la dottoressa Cattelan, nell'ottica dello schieramento delle truppe, era dentro la trincea in prima fila. Cioè, per capirci, lo dico a chi ci sta ascoltando da casa, le malattie infettive è quel posto nel quale il virus si taglia col coltello nell'aria, nel senso che lì arrivano i pazienti sintomatici, problematici, ed è lo sbarco dei pazienti. Lei ne ha curati più di 300, 316 se non ricordo male. Lei potrà parlarci delle sintomatologie, dell'approccio e anche della messa in sicurezza dei lavoratori, visto e considerato che ha 2 grandi primati la dottoressa Cattelan. Il primo, quello delle infezioni tra gli operatori, che è bassissimo, e il secondo è quello della riuscita delle cure, perché non dimentichiamoci che delle malattie infettive di Padova, insomma, l'esito è stato super positivo. E vi parlerà anche dei tamponi che ha fatto nella tensostruttura. Lo sapevo mica che ti avevi fatto il tampone. La dottoressa Cattelan. È vero. Brava, no? Confermo. Ma finalmente abbiamo un medico che fa i tamponi e parla dei tamponi, no? Cioè, e quindi facciamo del resto le malattie infettive fanno i tamponi, cioè se non le fanno le terapie intensive, le terapie infettive, chi volete che gli faccia i tamponi? Cioè loro proprio materialmente li eseguono, ovviamente non fanno le analisi perché poi quelle passano a Padova per il professor Crisanti che fa la processazione del tampone, ma fisicamente il tampone viene eseguito da loro. E lei è stata anche primario a Rovigo per 7 anni se non ricordo male, e quindi io le passo la parola, non aggiungo altro, penso. Scusa Presidente, ci sarebbe qualche domanda a te prima su Mattarella, mi hanno chiesto i colleghi, poi vabbè, prego. Filippo. Scusami. Sì, a proposito di Mattarella, del Presidente, noi sappiamo che avete interpellato il Presidente, cioè gli avete scritto, gli avete chiesto il suo intervento anche sul versante del voto dell'Election Day. Ora, ieri c'è stata questa presa di posizione della conferenza delle regioni piuttosto decisa, piuttosto energica, perché Bonaccini e Totti hanno detto per noi si vota il primo giorno, la prima domenica di settembre, non il 20 ma la prima domenica che mi pare sia il 6, no? Sì. Ora, su questo si sta innestando un braccio di ferro, insomma, tra governo, Parlamento e regioni.
una sua valutazione e se crede che si possa arrivare a un punto di equilibrio, perché mi pare che il Parlamento e il Governo stiano andando in diversa direzione, francamente. C'è già stato un voto alla Camera. Ma guarda, cioè, io penso che sia imbarazzante e anche disarmante assistere a un Parlamento bloccato da un dibattito sulla convocazione della data delle elezioni, quando ha davanti il Parlamento degli amministratori che sono sostanzialmente scaduti. Dal 30 maggio 6 presidenti di regione e 1500 sindaci sono scaduti, nel senso che hanno concluso la loro legislatura, punto. Questo Paese sta scrivendo una delle più pessime pagine di storia che poteva scrivere, non andare a votare che è la sublimazione della democrazia, no? Noi cittadini siamo chiamati al senso civico nell'andare a scegliere i nostri rappresentanti. È un paese che non vuole andare a votare, vi ricordo che la Francia voterà a metà giugno, è un paese che non vuole riconoscere che gli organi, diciamo, di governo debbano essere riconosciuti, eletti e scelti dal popolo. Vi dico che chi porta avanti questa filosofia è dichiaratamente, peraltro, secondo me, anche contro non solo la democrazia, ma anche contro l'autonomia, perché una prerogativa delle regioni è quella della fissazione della data delle elezioni. Addirittura abbiamo assistito a un emendamento, siccome, per chi non se ne fosse accorto, la finestra partiva dal 6 di settembre, è stato fatto un emendamento per vietare alle regioni, perché poi questa è la verità, le uniche che potevano approfittare della finestra anticipata erano le regioni che possono convocare le elezioni, perché la regione dà la finestra, no? 6 settembre, 15 dicembre. Per vietare alle regioni di convocare subito le urne il 6 dicembre, hanno fatto un emendamento che si sono votati in Parlamento, vietando convocazioni prima del 15 settembre. Quindi hanno sostanzialmente bloccato le 2 domeniche iniziali della finestra, ovvero quella del 6 e quella del 13. È una pessima pagina di storia. Verrà ricordata, no? Mi scusi, un chiarimento. C'è un punto che non capisco. Se la convocazione del voto è di pertinenza regionale, come ha affermato lei, come ieri ha dichiarato Bonaccini, che si è detto arrabbiato per questa vicenda, allora questa competenza può essere esercitata solo nell'ambito di una finestra? Sì. Questo è il punto. Sì, perché questa sostanzialmente è un'adunanza straordinaria, perché noi avevamo la nostra finestra che penso andasse dal 15 maggio al 15 giugno, punto, noi dovevamo convocare le elezioni. A questo punto, con grande senso di responsabilità, non ci era vietato dalla legge, abbiamo deciso, d'intesa con il governo, di negoziare uno slittamento della finestra già sancita, c'è scritta nel nostro statuto, nella nostra legge elettorale, procrastinando la finestra a luglio. Vi ricordo che all'inizio c'era il 6 luglio e il provvedimento è entrato Papa e è uscito Cardinale dal Consiglio dei Ministri, che ha emanato un decreto totalmente stravolto e cassando da subito la finestra estiva. Peraltro c'è anche un altro problema, che andare a votare il 20 di settembre, questo forse nessuno se n'è accorto, ma secondo me è uno dei problemi gravissimi che si crea. Ci saranno i ballottaggi. I ballottaggi vanno oltre il 30 settembre. Il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale ha detto di espletare le elezioni entro settembre. Quindi vuol dire anche che è inadempiente e irrispettosa del parere. Se arriva il virus, vuol dire che chi voterà questa roba sarà responsabile. Ultimo dettaglio, poi Prego. Sempre sull'aspetto elettorale. Sarebbe pensabile, secondo lei, siccome è emerso da più parti la questione dell'anno scolastico, no? In effetti si dice da mesi le scuole sono chiuse, c'è la prospettiva di riaprirle e poi richiuderle anche per un periodo... È garantito che accadrà così? Anche per un periodo prolungato, perché ci sono le sanificazioni, ci sono i ballottaggi, eccetera. Almeno una settimana. È plausibile che si possa prendere in esame di allestire i seggi
in luoghi diversi dalle scuole o è fantascienza? Ma io l'ho detto ieri, però secondo me è quasi fantascienza, perché vuol dire che ci stiamo complicando la vita semplicemente perché qualcuno non vuole andare a votare. Cioè, perché dobbiamo complicarci la vita? Peraltro devo dire che un comune come Venezia si ritroverebbe sostanzialmente interdette le scuole per una quindicina di giorni. Chi è che va a sanificare tutte le scuole per poi riaprire i seggi per il ballottaggio? Faccio l'esempio di Venezia piuttosto che di Castelfranco, delle realtà che hanno più di 15.000 abitanti. Qualcuno dice aprite le scuole dopo la convocazione, cioè vuol dire che noi se apriamo le scuole ad ottobre dovremo farle concludere per il numero di giornate che sono necessarie per l'anno scolastico, non so, a fine giugno chiuderanno. Cioè, capite che non sta in piedi sta roba, oppure dovremmo evitare l'interruzione a febbraio, la famosa interruzione di una settimana, e quindi recuperare giorni. Ma capite che a questo punto anche il mondo del turismo invernale dice: ma perché ci bloccate le vacanze invernali? E tutti questi sono guai che il governo ha creato, perché comunque guardate, l'opposizione fa casino, possono condividerlo, è ovvio, ma l'opposizione non ha i numeri per votarsi i provvedimenti, c'è il governo i numeri. Il governo può anche dire: bene, ascoltiamo le regioni, facciamo un decreto. Guardate, vi sto dicendo una cosa possibile, diamo modo alle regioni di fare il turno estivo, ci fanno un decreto e per noi è chiusa la partita. Vanzan, Andrioli, poi diamo la parola alla dottoressa Català. Presidente, buongiorno. Sempre su questo tema, collegandomi alla visita annunciata dal capo, dal capo dello Stato, lui verrà, Presidente Mattarella, a inaugurare l'anno scolastico a Vo', solo che noi non abbiamo la data dell'inizio perché spetta alla Regione, a meno che non l'abbiate fatto in queste ore. Esatto. E non ne siamo in conoscenza. Ah, bene, e quindi quando? È colpa del Parlamento. Prego? È colpa del Parlamento. Perché se il Parlamento non fissa sta data delle elezioni, noi siamo sempre lì. Cioè, è veramente, cioè, tocchi un punto cruciale. Cioè, noi oggi non siamo in grado di programmare l'apertura delle scuole perché vorremmo capire quando si va a votare. Capite che per noi è veramente imbarazzante questa situazione. Non è mai accaduta nella storia d'Italia. Cioè, mi sembra l'articolo 63 della Costituzione che prevede il prolungamento della legislatura solo in caso di guerra, queste storie. Boh, vabbè, Quindi, Presidente, mi faccia capire, lei aspetta di sapere quando ci sarà la data delle elezioni per poter fissare il calendario scolastico, data di inizio, per capire, data di fine, sì. eccetera. Questo significa che se dovessero esserci ipotizzato questo 20 settembre, cosa fa? Non te lo so dire, dopo? bisogna fare dei conti. Beh, dopo penso sia impossibile. A questo punto cercheremo di capire se si possono recuperare, ma tanto prima non puoi aprirlo perché poi azzoppi anche lì il tema della stagione estiva, perché poi noi dobbiamo concatenare l'apertura e la chiusura scolastica e le pause con, è brutto a dirlo, ma è effettiva necessità anche con quello che accade poi rispetto al servizio turistico, perché la bassa stagione, ad esempio quella settembrina, è dedicata alle famiglie. Molte famiglie recuperano perché spendono magari di meno a settembre, e se tu gli apri le scuole il 6 settembre capisci che azzoppi. Quindi per invitare il Presidente Mattarella gli direte: caro Presidente, per sapere quando venire a Vo' devi chiederlo al Parlamento? Ah beh, oggi sì, oggi funziona così. Il Presidente Mattarella, io ci ho parlato a lungo anche della partita delle elezioni, e purtroppo il Presidente come si dice, non la decide lui sta roba, cioè non è una competenza del Quirinale, ma sa benissimo qual è la situazione. Andrioli. Un risico, quindi vi siete lasciati col Presidente Mattarella dicendo gradita la visita ma non sappiamo quando invitarla, perché spetta al Presidente della Regione fissare la data del calendario scolastico. E lei ha detto al Presidente Mattarella: vedi tu col Parlamento quando fissano la data del voto. A meno che il Presidente non decida di fare un'apertura simbolica, cioè riunisce i bimbi del plesso scolastico di Vo', però a me sembra che quando apri la scuola devi aprire seriamente, cioè non è che possiamo far finta di aprire l'anno scolastico. Quindi lo sapremo solo vivendo la data. In Francia il primo turno delle municipali, delle amministrative, fu fatto il 15 marzo, nel pieno dell'epidemia. Il secondo turno era fissato il 22, l'hanno rinviato al 28 giugno. È pensabile che qui si faccia la stessa cosa, magari. inedito
Magari, lo dicevo prima, in Francia si vota, ma anche in Corea si è votato ad aprile. Cioè la Corea... Fra mille polemiche, perché la gente non aveva neanche voglia di andare a votare nelle condizioni di... Da noi ha voglia di andare a votare, da noi ha voglia di andare a votare. Stiamo aprendo tutto, cioè, l'immagine del Veneto oggi è un'immagine di un Veneto che va non a basso regime, ma va col motore, diciamo, assolutamente a pieno regime, ce lo si vede, insomma. No, ma lì sono le parti invertite, perché a marzo la gente non voleva andare a votare perché aveva paura, e quindi il secondo turno... Sì. Adesso vai volentieri a votare perché non c'è più, diciamo, il virus così violento e virulento, Certo. Però se a ottobre viene fissato il secondo turno, perché guardando il calendario C'è 20 rischio? settembre, 4 ottobre, si rischia, non si va a votare, quindi... Ma infatti il decreto, se voi andate a leggere il decreto che è uscito dal Consiglio dei Ministri, prevede già, se lo leggete bene, anche l'ipotesi di rinviare le elezioni, perché se arriva il virus c'è anche questa possibilità. C'è qualcuno che pensa di fare un bel salto di un anno sperando che cambi il tempo, no? Vabbè, staremo ad aspettare, cosa volete che vi dica? Dottoressa Cattelan. C'era qualcun altro, ragazzi? No. Bene. Buongiorno, è appena arrivata adesso un lancio di agenzia su un'intervista che Andrea Crisanti ha rilasciato a Radio 24, no, non riguarda la regione Veneto, è una presa di posizione molto dura nei confronti dell'OMS. Dice Crisanti: l'OMS è finanziato da industrie private da pochi stati, è un baraccone da sciogliere, dovrebbe fare gli interessi di tutta la comunità mondiale, invece segue solamente delle... Per quello che riguarda l'arrivo della pandemia, dice: la Cina ha mentito sull'inizio della pandemia, sul numero dei casi, sulla mortalità e sugli asintomatici, una totale mancanza di trasparenza. Quindi? Le chiedo se sull'OMS e quindi sulle no, forse dobbiamo chiedere poi anche alla dottoressa, perché in effetti anche ieri, l'altro ieri, Paolo Rosi diceva in effetti rispetto alle comunicazioni che c'erano arrivate dall'OMS, insomma ci hanno trovato completamente impreparati, perché ci avevano detto come linee guida semplicemente che dovevamo controllare chi era stato in Cina. Ma guarda, io dico, quando studi a scuola la generazione spontanea, sai che dicevano, no, che dalla carne nascono le mosche, ma non è vero, perché poi c'è la deposizione delle uova, si formano le larve e nascono le mosche. E ci insegnavano che quello era un periodo assolutamente della storia e della scienza, che era quello della generazione spontanea e di Aristotele, no? E diceva ipse dixit, no? Lui l'ha detto. Crisanti, ipse dixit, cosa volete che vi dica? L'ha detto lui, è un esperto e non potrei mai commentare le parole di un esperto. Dottoressa Cattelan, prego. Beh, buongiorno a tutti, ringrazio ovviamente il Presidente per l'invito, molto gradito. Diceva molto bene prima che noi come malattie infettive, come infettivologi, siamo stati in trincea, siamo ancora in trincea in questa guerra che però ci ha colto del tutto impreparati e inattesi, a differenza delle guerre che magari vedono invece tutta una preparazione a monte. E devo anche dire che comunque questa guerra abbiamo saputo veramente combatterla molto bene fin da subito, anche se noi infettivologi pensavamo ed eravamo convinti che mai questa epidemia avrebbe varcato i confini dell'Italia. E vi dirò anche di più: il 21 di febbraio, il giorno X, noi a Padova stavamo facendo un convegno che vedeva la partecipazione di gran parte dei colleghi del Veneto, oltre che colleghi della Lombardia, dell'Emilia Romagna, piuttosto che del Piemonte, sull'infezione d'HIV, sull'antibiotico resistenza e quant'altro, per dire come eravamo concentrati in altra patologia in quel momento. Eppure alle 4 e mezza di quel pomeriggio, mi ricorderò sempre, mi ha chiamato il direttore per dire: dobbiamo andare perché la regione ci chiama perché c'è il primo caso di infezione da coronavirus. E da lì è cambiato tutto, è stato veramente un cambiamento epocale. È stato subito messo in moto un piano emergenziale da parte della regione, che poi a cascata è ricaduto su tutte le aziende,
e che ci ha visti in prima linea ad accogliere i pazienti che avevano il sospetto dell'infezione da coronavirus. È stato, ripeto, un lavoro importante di squadra, lo dico adesso perché è stato, direi, il cappello che ci ha permesso di ottenere dei buoni risultati, anzi direi degli eccellenti risultati, e i dati che abbiamo prodotto e che poi magari in parte anche vi esporrò dimostrano questo. È stato un lavoro di squadra, ripeto, che ha visto la Regione, le aziende direttamente impegnate, tutti noi operatori, quindi rinnovo anche proprio il grazie a tutti gli operatori sanitari, dai medici agli infermieri, agli operatori sociali e anche gli amministrativi che hanno lavorato al di là di ogni orario, quindi mettendo in gioco tutti se stessi, anche più di quanto sarebbe stato possibile in base alle loro capacità. E collaborazione che poi è stata fra di noi all'interno dell'azienda, ma ad esempio io parlo per la provincia di Padova, è stata una collaborazione fatta anche con il territorio. Ad esempio con il Covid Hospital di Schiavonia abbiamo avuto una collaborazione stretta che voleva dire condivisione dei flussi dei pazienti e anche condivisione dei protocolli terapeutici che all'interno del gruppo tecnico scientifico della Regione avevamo creato e stavamo elaborando. Dicevo, i dati sono veramente buoni, eccellenti, e per quanto riguarda le malattie infettive noi ci siamo mossi fondamentalmente su due fronti. Il primo, che è stato quello di un triage avanzato che è stato subito istituito presso la nostra azienda, dapprima all'interno delle malattie infettive e poi, visti i numeri crescenti, a livello della tensostruttura che tutti voi penso abbiate visto nelle varie foto eccetera, dove abbiamo, pensate, nelle prime 8 settimane dell'epidemia, quindi nel momento più cruciale, abbiamo fatto più di 13.000 tamponi a 7.800 pazienti che sono arrivati lì direttamente o tramite il 118 o da casa o mandati comunque dal medico di base, perché avevano il sospetto di un'infezione da coronavirus o perché erano stati a contatto con soggetti confermati positivi al coronavirus. Nel 70% di casi di questi pazienti che abbiamo visto erano sintomatici, vale a dire avevano la febbre, avevano la tosse, avevano i classici sintomi che abbiamo visto e che abbiamo imparato a conoscere nel corso di queste settimane. Ad esempio anche la sintomatologia gastroenterica, che inizialmente non era così stata descritta a livello dei colleghi cinesi, invece noi abbiamo un 10% di pazienti che arrivano e che sono arrivati con la diarrea, con il mal di pancia e con una sintomatologia di questo tipo, talvolta anche senza febbre, perché se la febbre ha interessato gran parte dei pazienti, circa un 10% non aveva febbre. Quindi ecco queste le caratteristiche, per non parlare poi anche di quelle alterazioni del gusto e dell'olfatto che sono state proprio una caratteristica della popolazione europea e che talvolta rappresentano gli unici sintomi che questi pazienti presentano. Ma ci tenevo a dire proprio questo grande lavoro che è stato fatto, perché ci ha portato anche contemporaneamente a mettere in atto subito un protocollo di sorveglianza sugli operatori sanitari, proprio dal primo giorno in cui abbiamo aperto questa attività, che ha messo in sicurezza, diciamo, e a tutti i nostri operatori. Tant'è che vi diciamo che in queste prime 8 settimane nessuno degli operatori che ha lavorato all'interno di queste tensostrutture, e sono 60 gli operatori per un totale, fate conto, di complessive 122 ore lavorative giorno, perché eravamo aperti 24 ore su 24, quindi le persone potevano arrivare e accedere direttamente. Nessuno di questi si è infettato. E questo è veramente un fiore all'occhiello di cui ringraziamo Regione, Direzione, che ci hanno ovviamente permesso di avere a disposizione sempre tutti i dispositivi di protezione individuale,
che non è stato così per altre realtà, purtroppo, perché mettere in sicurezza i lavoratori vuol dire farli lavorare con serenità, e durante le prime settimane tutti noi avevamo paura perché non conoscevamo ancora bene il virus, non sapevamo ancora esattamente le sue modalità di trasmissione, non sapevamo se era necessaria la mascherina chirurgica piuttosto che la FP2, piuttosto che quella con la valvola, quindi tanti ancora erano i punti interrogativi. Però un'attenta valutazione, un monitoraggio stretto di questi operatori ci ha permesso un ottimo risultato, e di questo insomma stiamo anche adesso facendo una pubblicazione insomma in un giornale internazionale. E altro dato importante è quello dei pazienti ricoverati.